Scusi? Posso fare? Non ha fatto il suo cane? È un corso? No, facciamo così, non mi faccio vedere. Ah, ma sì, ma lo devo fotografare per forza perché non li ho mai fatti. Non è mordace, vero? Dipende come si comporta. Ah, se sono calmo. Un cane da guardia, quindi deve sa come comportarsi. Ok, ok. Ma lei è di Vittorio? Da un po', non sono. Ah, ok, perché questo cane sinceramente non l'ho mai visto in giro. Come si chiama? Non glielo dico, se no il cane da guardia non deve entrare in famiglia. Ah, è giusto, ok. Sì, 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 è vero. Beh, quanti anni ha quello? 6 anni. Ah, non sapevo questa cosa dei cani da guardia che non... No, non è una buona idea. Sì, è vero, non ci avevo mai pensato sinceramente. Un altro membro della famiglia. Un membro della famiglia. La cosa che gli piace di più di lui, se posso chiedere, o la cosa che gli piace di più è quella che gli piace di meno. Quello che mi piace più il carattere e quello che mi piace di meno il carattere. Perché è testardo? Buoni aspetti e cattivi aspetti. Testardo, la sua personalità non è. Ogni razza ha le sue caratteristiche, quella del napoletano è che hanno una personalità loro. Pensa molto, molto riflessivo. Ah, sì? Se si mette una cosa in testa se ne vuole per togliere, fare che gli piace fare, che vuole fare. Questo tempo è molto testardo, però anche è un aspetto bello perché uno capisce cosa pensa al cane, cosa gli piace fare al cane. È un cane che obbedisce quando sente limite e l'ordine. Ah, ok. Non è il Doberman che gli dai 300 volte il seduto e fa 300 volte il seduto. Quando la testa guarda e dice Sì, 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 ho capito. che gioco è? Quanto pesa? 70? Mamma mia, cioè si vede che è bello robusto. Beh, ma va bene, è più piccola, ma non è più grande. Ah, sì? Gli chiedo solo se posso pubblicare sul mio... Si può pubblicare ma Non metto il nome del cane. Ok, grazie mille. Io sono un artista di cani, ritrattista di cani. ok. Grazie mille, ciao. Scusi se sono fermata ma non potevo perché con un cane così... Grazie infinite. Buona giornata, grazie.